Agrigento è l'eterna incompiuta del centro storico. L'intervento dell'associazione Agrigento Punti a Capo e del presidente del Consiglio Comunale Carmelo Settembrino, Davide Saglia. Lo stato attuale in cui versano le varie zone della città da un paio d'anni ha risvegliato l'animo di diversi movimenti cittadini che tramite il supporto del web denunciano e fanno emergere le criticità di Agrigento. Un attivismo che denuncia le pecche e le distrazioni dell'amministrazione comunale, la quale di rado approfitta di queste segnalazioni per risolvere i disagi dei residenti. È il caso dell'ultimo disservizio portato alla luce dall'associazione Agrigento Punti a Capo, riguardante l'assenza di cassonetti di raccolta rifiuti al centro storico di Agrigento, una mancanza che, come testimoniato dalla foto, costringe gli anziani di via San Girolamo e di via Duomo a dover vagare tra le tortuose arterie del centro storico a causa della recente e misteriosa rimozione dei cassonetti della spazzatura, una vicenda che ha avuto eco nelle stanze di Palazzo dei Giganti tramite l'interessamento del presidente del Consiglio Comunale e che pare sia destinata ad una positiva risoluzione. Io ho avuto una segnalazione dall'associazione Agrigento Punta a Capo dove mi segnalavano proprio le difficoltà che hanno gli anziani per poter depositare la spazzatura perché i cassonetti erano ubicati molto distanti uno dall'altro, quindi stamattina dopo la sollecitazione di questa associazione io sono stato presente e abbiamo individuato il posto dove mettere per levare i disagi soprattutto alle persone anziane. Come mai questi cassonetti erano stati rimossi da lì? Ma evidentemente ci sarà stato qualcuno, qualche associazione, qualche comitato che l'aveva suggerito all'amministrazione e l'amministrazione aveva detto, però da un cassonetto a un altro c'è una distanza esagerata e bisogna pensare anche a chi non può muoversi. È bello non avere i cassonetti sotto e portarla con la propria macchina a deposito, però dobbiamo pensare anche che ci sono al centro storico che abitano tanti anziani e che hanno difficoltà a deambulare e quindi devono avere il servizio vicino. Quali saranno le tempistiche di intervento? Ma oggi l'abbiamo fatto, l'ho già comunicato al funzionario addetto e mi ha detto che proprio in giornata chiamerà la ditta. Speriamo nel giro di 48 ore poter avere una risposta positiva per questi anziani. Abbiamo fatto un giro per censire le zone e si è potuto constatare che quel disagio, spero nei prossimi giorni, verrà risolto. Tutto qua, siamo soddisfatti e quindi speriamo di andare avanti così e gradiremmo che tutti i consiglieri comunali pagati dai cittadini per questo scopo si adoperassero così come ha fatto Settembrino, come di tanto in tanto fa qualche altro.